Amici di Bella Sicilia, guardate dove ci troviamo oggi. Qui c'è l'allegria del folklore siciliano. Scrivete nei commenti da dove ci state seguendo, da dove siete collegati. Noi siamo in una bellissima cornice a pochi passi dal mare e qui c'è il nostro folklore, il folklore siciliano. Eh sì, perché questo è uno dei due ingredienti di questa serata speciale in questo comune che fa parte del circuito Bella Sicilia. Allora, aspettiamo i vostri commenti, scrivete se si sente, se si vede bene, fatecelo sapere e andiamo a scoprire il gruppo folk protagonista di questa serata che vede insieme il folklore e il gusto, perché tra poco andremo anche nelle casette che parlano dei nostri prodotti. Salve, voi siete il gruppo folcloristico di casa? Sì, noi abitiamo qua, nell'Arena Canapè. E allora, tra poco si parte con questa manifestazione, sarete protagonisti con i colori, con la musica della Sicilia. Sicuramente, noi qua in questo luogo abbiamo fatto ballare tutto il mondo, qua tutti i gruppi del mondo hanno ballato in questa arena e per me io sono orgoglioso di essere gioiosano e di avere fatto questo perché tutte le tradizioni, tutti i popoli a confronto, ci siamo divertiti. Spero facciamo questa bellissima serata e poi domani sera un'altra, abbiamo un gruppo ospite di Vascari, ma spero che un altro anno possiamo continuare con il folklore internazionale perché questa arena merita, è una location bellissima dove ci sono stati degli spettacoli meravigliosi. Ecco, intanto vediamo le prove, si inizia già a riscaldare l'ambiente. Sì, come no, qua ci sono ragazzi che ce l'hanno nel sangue. Andiamo a vedere. Ciao, allora, con la fisarmonica come ti chiami? Nunzio. Tu? Rossella col tamburello in mano. Francesco. Allora, con la chitarra. Siete già pronti? Vi state riscaldando? Sì, ecco. sì. Ecco, qua abbiamo invece... Ciao Salvatore Vito. Ciao Sarina della Cultrona. Ciao Roberto. E allora, dedichiamo agli amici che sono collegati su Bella Sicilia qualcosa di speciale per riscaldare questa serata qui a Gioia Marea. Tra poco restate con noi perché andremo anche a vedere le casette con tanti prodotti del territorio. Allora, ciao Concetta, ciao Pino. Ci saluto anche dal Parco Contiland, ciao Manuela. Allora amici, questo brano è dedicato proprio a voi perché ancora lo spettacolo. Allora, questo è stato il brano dedicato proprio agli amici di Bella Sicilia perché tra poco inizia poi lo spettacolo vero, ecco, sul palco qui al Canapè. Grazie. Allora, un caro saluto ancora a tutti voi e a presto con lo spettacolo. Ciao, dopo lo spettacolo. Allora, lo spettacolo sta per iniziare, vedete qui il gruppo folk, non siamo soli, guardate quante persone sono qui nell'Arena Canapè pronte per assistere allo spettacolo e lì davanti a noi anche le casette di questo festival del gusto e del folklore, prima edizione di questa manifestazione organizzata dal locale Proloco e qui vediamo anche il sindaco. Sindaco, allora siamo in diretta su Bella Sicilia e al cellulare. Aspetta, devo chiudere un attimo. Allora salutiamo live gli amici che, Ciao di a Bella tutti. Sicilia. Pronta per assistere allo spettacolo? Sì,
Come no? Aspetta. Squilla il cellulare, questo è il bello della diretta. Allora, intanto noi tra poco andremo a vedere gli stand, quindi restate con noi. Allora, solo pochi secondi, sindaco, noi la salutiamo. Allora, un saluto per tutti gli amici di Bella Sicilia. Vi aspettiamo a Gioiosa Marea sia per questa bellissima manifestazione che per tutte le altre. Venite a trovarci ogni giorno dell'anno. Intanto il Festival del Gusto e del Folklore continua domani anche, con la seconda giornata. Vi aspettiamo con la seconda giornata domani sera. Qui all'Arena Canapè. A presto. Ciao sindaco, e allora andiamo a vedere gli stand, vediamo se riusciamo a trovare un piccolo spazio permesso. Ecco, sono tutti pronti per lo spettacolo. Vediamo un po', intanto in attesa che inizia lo spettacolo folk, vediamo di vedere gli stand protagonisti di questa prima edizione del Festival del Gusto e del Folklore, iniziativa organizzata dalla Proloco di Gioiosa Marea. Allora andiamo. Qui sono le casette. Allora salutiamo intanto chi si occupa dei biglietti. Buona serata, come sta andando? Benissimo, benissimo. La gente è contenta. Ecco, tanta gente oggi. Molta, sta andando molto bene. Ecco, questa è la locandina del Festival del Gusto e del Folklore, prima edizione, quindi 19 e 20 agosto qui a Gioiosa Marea. Voi intanto continuate a scriverci da dove ci state seguendo. Ciao Stella. Qui abbiamo il presidente della Proloco, siamo in live su Bella Sicilia. Presidente, questa manifestazione mette insieme due ingredienti speciali della nostra Bella Sicilia, il gusto e il folklore. Sì, questa sera è la prima serata di questo Festival del Gusto e del Folklore che ha visto partecipare tantissima gente e quindi siamo ben felici di coniugare questi due prodotti che sono insomma le eccellenze del nostro territorio. Gli stand sono già aperti da qualche ora, adesso invece ci sarà lo spettacolo folk. Sì, adesso sta per iniziare lo spettacolo folk che questa sera sarà curato dal gruppo oltretutto gioiosano del Meliuso, che sono anche loro un'eccellenza del nostro territorio, e quindi adesso auguriamo a tutti un buon proseguimento di serata per potersi godere questo spettacolo. Si continua anche domani, quindi per chi vuole venire qui all'Arena Canapè, proprio nel centro cittadino. Sì, siamo proprio al centro, diciamo, del paese, con uno spettacolo panorama dinanzi a noi, le isole, il tramonto, quindi cosa chiedere di più. Vi aspettiamo qui domani sera con il folk e il gusto. Grazie Presidente e complimenti per questa iniziativa. Andiamo a vedere gli stand. Salve! Buonasera. Ma qui cosa troviamo? Qui abbiamo come degustazione dei crostini con melanzane sott'olio con la confettura di cipolle. Inoltre noi produciamo marmellate, confetture conserve, zafferano, succhi di frutta e nocciole e mandorle. Ecco, qui vediamo alcune delle vostre produzioni. Voi siete un'azienda agricola. Siamo un'azienda agricola su Sant'Angelo di Prolo, a Pietrazzita. Grazie, buona continuazione. Andiamo a vedere un'altra casetta e qui vediamo un'eccellenza tutta siciliana. Sicuramente avete già indovinato. Intanto ciao Giovanni, ciao Stella. Cosa troviamo in questo stand? Abbiamo della caponata siciliana. La caponata siciliana. Con dei crostini di pane sempre con farine siciliane. Quindi tutti prodotti di qualità. E qui vediamo altri prodotti, miele, marmellate. Sì, le capperi, liquori, tutti sempre di produzione dell'agriturismo Santa Margherita. Come sta andando? Bene, bene. Allora, buona continuazione. Vediamo qui invece. Salve! Qui si beve vino, buon vino. Allora, un bicchiere? e poi più tardi qui abbiamo quindi il salame. Salame con il pane, tagliato espresso, il salame con l'affettatrice, vedo? Un'affettatrice speciale. Sì. È un'affettatrice manuale che viene dallo Schino. C'è un bel negozio qua allo Schino. Hai visto? Salame e pane fresco del territorio. Allora, fateci sapere se vi piace questa bontà. Allora, come sta andando questa prima edizione? Bene? Benissimo, benissimo. E qui del vino del territorio. E poi andiamo qui, vediamo il pistacchio, amici. Una questione di percentuale E qui abbiamo visto il pistacchio. il pistacchio poi è un prodotto, in pochi sanno,
che contiene triptofano, quindi mette buon umore, per quello ci sono tante persone che amano i pistacchio lovers, lo amano proprio per questo motivo. Ecco, lo vediamo qui, quindi qui abbiamo però anche qualcos'altro. Sì, qua abbiamo dei liquori non solo al pistacchio ma anche alla nocciola, abbiamo del pezzo di pistacchio, della confettura di mango siciliano di Caronia, lo specifico perché è un'eccellenza. Quindi mango siciliano. Di Caronia per l'eccellenza, per l'esattezza. E poi abbiamo tanti altri prodotti che in questo momento non abbiamo qui, però produciamo tutti i giorni, ecco, siamo artigiani, quindi... Voi siete un'azienda proprio di Gioia Marea? Gioia Marea, esatto, esattamente. Come sta andando? Bene, benissimo, grazie. Cerchiamo di far conoscere le eccellenze del territorio, quindi il concetto di artigianale, che vuol dire tanto, perché nella parola artigianale c'è passione, c'è creatività e c'è alta qualità artigianale. Bene, complimenti, buon proseguimento. Qui ci sono tanti buoni prodotti, qui c'è il pesto di pistacchio, vedete? Allora, andiamo a vedere qualche altro stand. Salve! Qui abbiamo olio d'oliva e poi... Olio d'oliva e vino, sfumante, vino rosso e vino bianco. Questo è nocera e questo è bianca madre, che è un misto di inzole e catarratto. Quindi abbiamo anche, oltre al vino, lo spumante, uno spumante siciliano, perché è prodotto proprio da queste parti, del messinese. Sì, sì. Riguardo lo spumante non so dire molto, più mia mamma ha informato giustamente in particolare. E poi abbiamo l'olio d'oliva. Giustamente l'olio si di produzione sempre qua del messinese, Sant'Agatese e così via. Ma qua in questa foto vediamo... uno dei protopalmenti, sì. Che ci sono due protopalmenti del periodo greco-romano, si ipotizza, e dove una volta si andava a produrre il vino tramite, una volta si schiacciava il vino con l'uva con i piedi, quindi ecco, è un po' una prova tangibile di come una volta veniva prodotto il vino. Bene, grazie, complimenti e buona serata. Allora, qui si continua quindi a gustare questi prodotti. Intanto vediamo il gruppo folk che è già pronto sul palco e quindi tra poco si inizia. Andiamo a vedere da vicino, ecco, restate con noi perché ancora qualche secondo vi mostriamo il nostro folklore, la nostra musica. Ecco, siamo qui dietro le quinte e tra poco si inizia con lo spettacolo. Andiamo dall'altra parte perché ci sono anche le donne del gruppo folk Millinoso di Gioia Marea. Ce l'ho io. Guardate che abiti, che colori. Allora, intanto continuate a scrivere da dove ci state seguendo. Ciao Stella, ciao Pier. Pochi secondi e poi avrà inizio lo spettacolo. Ma come si chiama questo strumento? Questo è un bumbolo o aguattara, che quindi lo strumento antico che prima serviva per portare l'acqua nei campi per i lavoratori, e poi piano piano hanno cominciato a suonarlo ed è diventato pure uno strumento che, oltre ad essere uno strumento folcloristico, ha il suono particolare che è così, ed è un suono così armonico che crea quindi una cassa acustica. Ecco, che questo è proprio il bumbolo originale fatto di terracotta. Poi è dipinto qua da un artista gioiosana e quindi ha fatto proprio la caratteristica, ha scritto il gruppo Meliuso, il Monte Meliuso di Gioia Marea e così via. Quindi si suona soffiando dentro? Soffiando, sì. Quindi si sente un po' l'acustica. Così. E poi ci sono tutte
tutte le operazioni, ecco, un po' folcloristiche quando si lancia in aria, ecco, con le varie operazioni. Da quanto tempo fa parte di questo gruppo folk? Faccio parte di questo gruppo da 4 anni, quindi un po' mi sono occupato un po' della parte recitativa quando ci sono state tutte le opere, tutti gli spettacoli in cui c'era la parte recitata e la parte ballata, e poi piano piano quindi mi sono inserito, ecco, con questo strumento. Ecco. Bene, tra poco vedremo lo spettacolo. Sì, certo, ci vedrete all'opera, ecco, che faccio, io mi muovo un po' fra i ballerini e sotto il palco, così. Qui invece stiamo assistendo alla vestizione ecco, della fascia. Quindi una fascia che è una fascia lunga che blocca un po' che blocca la camicia e serve pure per bloccare, ecco. Però è sempre utile, oltre che aiuta a tenere ferma la camicia e a tenere fermi i pantaloni, quindi fa parte, ecco, di tutto l'abbigliamento folcloristico. E allora voi portate il folklore siciliano in giro per il mondo, vero? Sì, il gruppo folk è stato da 33 anni che c'è proprio il gruppo Il Meliuso, che è stato in Russia, in Francia, in Albania, in Croazia, in varie parti d'Italia, e l'anno scorso a Tropea, sono stati a Isernia, ora il 22, 23, 24 settembre a Marsala per Italia Regione, dove ci sono tutti i gruppi folcloristici d'Italia e tra cui il gruppo Il Meliuso che parteciperà a questa manifestazione. Grazie e complimenti. Allora, bene, ci segue Tiziana dal Piemonte, ciao, Enrico da Corsico Milano, Anna da Nettuno e poi salutiamo Michele da Novara di Sicilia in provincia di Messina. Stella ci segue da Messina, ecco, chi sta in Sicilia, in particolare nel Messiese, può seguirci anche su Onda TV, canale 75, ed ecco che lo spettacolo sta per prendere il via. Cerchiamo di portare avanti le tradizioni popolari negli anni, ormai sono più di 40 anni che facciamo tradizioni popolari. Cercheremo questa sera di trasmettere, non di portare, di trasmettere quello che è della Sicilia vera, che a volte si parla della Sicilia un po' anomala, un po' strana, però la Sicilia è alla fine quello che si fa a Bittina, Grozza, Ciuri, i canti e tutte le cose belle che abbiamo nella nostra terra e i prodotti tipici che anche ci sono alle nostre spalle. Grazie. Stasera vai e corro con lo vento ad aprire i porti della storia. Stasera voglio dare per un momento la vita, lo passato e la memoria. Stasera con la vappa dell'amore scavo una fossa allo dolore. C'è più calore,
salutiamo Filippa dalla Termini Mirese, Eli dalla Francia, poi c'è Sara da Canicattì, dall'Argentina, ciao. Allora, fateci sapere se vi piace il folklore siciliano, se vi piace. Pubblico stupendo, siamo in tanti, siamo in tanti. Cosa... Allora noi purtroppo abbiamo un problema. Abbiamo una grossa, diciamo, problematica che ci sono tanti strumentisti sul palco. Ora vogliamo spiegare perché. Perché la tradizione popolare ti porta anche a esprimere negli anni, di dividere con tutti noi che la musica popolare non nasce così. C'era un altro microfono? No. Noi abbiamo purtroppo adesso Allora amici, noi vi salutiamo da questa bellissima arena, l'arena del Canapè di Giosa Marea, uno dei comuni del circuito Bella Sicilia. Un caloroso abbraccio a tutti voi, grazie per essere rimasti in nostra compagnia, condividete il video e fateci sapere sempre da dove siete collegati, scrivete anche le vostre impressioni. Ciao ciao! Storia del gruppo Folk News.